Attenzione, per cortesia, Leonardo Sultato dell'Idros può ritirare il suo cartellino qui alla postazione microfonica. Leonardo Sultato Idros. Francesco Pellizzari intanto avanti, l'atleta targato Veneto Banca Montebelluna dalla terza corsia, vanta il miglior tempo di iscrizione fra gli atleti in vasca in questa serie numero 2, vira in 2.00 e 49 nei 200 metri. Tempo migliore ancora di Gianluca Gazzola, che aveva nuotato nella quarta serie, nella prima che è scesa in acqua in questa prova, e aveva virato a metà gara in 2.00 e 92, quindi in un parallelo virtuale fra Gazzola e Pellizzari. Pellizzari qualche decimo più veloce nei primi 200 metri di gara. Siamo ai 2.50 con Pellizzari ancora avanti, 2.30 e 91. Inseguono Franceschin e Segat. E intanto i blocchi, i protagonisti della prima serie dei 400 stile libero maschili. In corsia 1 è stato 2 volte bronzo nella rana e categoria estivi Daniel Moises Loschi, Veneto Banca Montebelluna. Corsia 2 Jacopo Fraterra, Idros. In corsia 3 campione italiano giovanile dei 1500 stile libero, campione italiano di categoria dei 400 stile libero Davide Casarin, Milano Nuoto. Al suo fianco in corsia 4 Gianmario Foscan, Rana Azzurra, in 5 Alessandro Domeneghetti, Plentin Veneto, in 6 Riccardo Pattaro, Milano Nuoto. E dunque siamo quasi in arrivo con Francesco Pellizzari ancora avanti a tutti, con un'azione che non dà segni di cedimento nel finale, addirittura intensifica l'apporto della gambata per il tocco conclusivo. 4.04.36 va lui davanti a Gazzola sul gradino più alto della classifica provvisoria, quando sta per partire la prima serie ragazzi juniores dei 400 stile libero maschili.